Sindacato CISAL, siamo col segretario generale Francesco Cavallaro, una riunione organizzativa per fare cosa, segretario? Intanto per vederci dopo 2 anni di pandemia che ci vedevamo solo in videoconferenza, poi per organizzarci per le nuove sfide che dovremmo affrontare. Le sfide che sono importanti, ci sono le RSU, ci sono tutte queste problematiche del Covid che dobbiamo affrontare insieme e cercare di risolverle per far stare meglio i lavoratori. Un sindacato che si evolve, un sindacato che fa sempre più iscritti, un sindacato che dà molti servizi. È un sindacato che sta tra la gente, quando il sindacato sta tra la gente conosce le problematiche, conosce quello che sta succedendo e le affronta in maniera diversa. Poi dal punto di vista dei servizi cerchiamo di essere presenti in tutte le sedi d'Italia con il patronato e col CAF per dare ancora più servizi alla gente che ne ha necessità. Negli ultimi giorni il brutto episodio della CGIL, come si pone la CISAL? Un gesto di condanna sicuramente. La CISAL si è già espressa nel condannare questi atti che non devono succedere, di una violenza fuori dal Comune, e non a caso ha anche espresso la volontà di partecipare alla manifestazione di sabato contro tutti i sistemi antifascisti.